Allora, buonasera a tutti. Io intanto non sono Antonella Fusco e mi scuso, anzi la dottoressa Fusco si scusa per non essere presente, ma per motivi di salute non è potuta intervenire. Io la sostituisco assolutamente in modo inadeguato, quindi siate clementi con me, l'ho saputo stamattina. Però intanto ringrazio per l'invito da parte dell'istituto che rappresento, e cioè l'Istituto Centrale per la Grafica, come ci diceva il professor Moschini, che conserva alcuni disegni un gruppo di disegni di Ferdinando Fuga, tra i quali 5 nello specifico legati ai progetti del Palazzo della Consulta di cui parliamo adesso. Cerco di mostrarvi il primo, cercando di capire. Forse così? No. No, nemmeno io. Allora, scusate, dobbiamo ricominciare. No? Io speravo fosse già messo qui dentro. Non lo so fare, non so dov'è. Non è un problema, e nemmeno io. Mi dispiace molto, scusate, ma ci sono dei piccoli problemi di... Allora, io devo ricominciare. Stacco e riattacco. No. No, sono delle immagini. Io non pensavo che si potessero... Va bene, per ora lasciamo questa, cerchiamo di... sperando che si possa vedere al meglio. Allora, i 5 disegni di Ferdinando Fuga per il Palazzo della Consulta conservati nell'Istituto Centrale per la Grafica fanno parte di un gruppo di circa 80 disegni di architettura e alcune incisioni, non solo dell'architetto fiorentino ma per la maggior parte sue, tutti di soggetto romano, che furono acquistati tra il 1911 e il 1912 per volontà dell'allora direttore del Gabinetto Nazionale delle Stampe, Federico Hermanin. Furono acquistati dal libraio antiquario romano Pio Luzietti. Luzietti, che era un bibliofilo e aveva rilevato la libreria di Piero Pieri, aveva anche trattato la dismissione di importanti biblioteche, tra cui quella di Mariano Armellini, Enrico Stevenson, Domenico Berti e Luigi Pericoli, e aveva avuto la sua bottega in varie sedi, cioè cambiò parecchie sedi, all'inizio in via dei Crociferi, poi ancora in piazza dei Crociferi, infine in via dell'Araceli. Anche la Biblioteca Vaticana figura tra gli interlocutori che acquisirono dal libraio bibliofilo, e soprattutto manoscritti, ma anche disegni e stampe. L'illuminata direzione del Gabinetto Nazionale delle Stampe e dei Disegni di Federico Hermanin ha portato da parte appunto della direzione all'inizio del Novecento all'acquisizione per la collezione che si andava formando di numerose importanti opere su carta, disegni e stampe, e sempre dal libraio Luzietti furono acquistati nel 1905 un lotto importante di disegni e di stampe, circa 500, soprattutto incisioni e litografie, tutte legate in qualche modo sempre a Roma, insomma, quindi episodi e scene del carnevale romano, vedute della città, caricature, tra gli autori Pierleone Ghezzi, Pinelli ed altri. Sempre da Luzietti anche i musei civici romani hanno acquistato parecchio materiale grafico, oggi conservato a Palazzo Braschi, Museo di Roma. Quindi questi disegni, che poi nel dettaglio vedremo,
Pur pervenuti da un acquisto abbastanza recente, quindi ai primi del Novecento, e quindi facendo parte di quel fondo dell'Istituto Centrale per la Grafica che si chiama Fondo Nazionale, appunto costituito dal 1895, cioè dall'istituzione del gabinetto su volontà di Adolfo Venturi, che aveva così pensava, auspicava che lo studio della produzione grafica, sia il disegno che l'incisione, lo studio potesse contribuire in modo determinante alla storia delle arti figurative, quindi volle creare appositamente una istituzione, una struttura dello Stato italiano che era appena nato, con l'intenzione di conservare come esempio appunto per lo studio delle arti figurative grafica, sostanzialmente opere d'arte su carta. Quindi questi disegni fanno parte del Fondo Nazionale, ma non dobbiamo dimenticare che sempre al Gabinetto Disegni e Stampe si trovavano le opere dell'altrettanto importante e famoso Fondo Corsini, e cioè i disegni e le stampe provenienti dalla Biblioteca Corsiniana, che sono conservati, appunto, che furono conservati lì in deposito semipermanente, diciamo, e di proprietà però dell'Accademia Nazionale dei Lincei, a cui la biblioteca intera fu donata dal principe Tommaso Corsini nel 1883 in occasione della vendita del suo palazzo con tutti gli arredi e le opere d'arte contenute allo Stato italiano. Quindi Fondo Corsini. Di un altro Corsini possiamo parlare per quanto riguarda il Palazzo della Consulta, Lorenzo Corsini, cioè Papa Clemente XII, fiorentino come Ferdinando Fuga, che fu per l'appunto colui che commissionò la costruzione del palazzo, realizzato con fondi, sapete, del lotto. Questo era uno dei sistemi che si utilizzavano, proprio Clemente XII utilizzò il sistema del finanziamento con i fondi del lotto per costruire parecchi monumenti importanti della città di Roma. Quindi costituisce il Palazzo della Consulta la prima vera realizzazione di un palazzo, come dire, civile di Ferdinando Fuga. È una prima vera realizzazione monumentale, in qualche modo possiamo dire. Ferdinando Fuga era rientrato dalla Sicilia alla fine, nel novembre del 1730, e era rimasto in Sicilia per 2 anni, dal 28 al 30, dove aveva lavorato come ingegnere per la deputazione del Regno, e dove tra le altre cose gli vengono attribuite una serie di palazzi per la nobiltà locale, ma soprattutto la progettazione gli viene attribuita oggi con qualche dubbio, la progettazione di un ponte, perché lui era lì con l'incarico di ingegnere per la deputazione del Regno, quindi doveva costruire strade, insomma ponti, un certo ponte sul fiume Milicia, che insomma fu poi inciso da Baldassarre Gabuggiani, e poi vedremo perché Baldassarre Gabuggiani può essere importante per la diffusione dei disegni di Ferdinando Fuga. Vi mostrerei le immagini dicendovi un po' quello che rappresentano. Questo è il disegno, il progetto, diciamo, cosiddetto definitivo, secondo. Vediamo se riesco. Scusate, io non so l'ordine. Ecco, questo è il primo progetto che Ferdinando Fuga fece per il palazzo. Vedete che ha una parte, io non sono un architetto, però vi dico brevemente che ha un aggetto molto così importante per la parte centrale rispetto alle 2 ali laterali, e è caratterizzato da un bugnato molto fitto, una decorazione a bugnato molto fitto nella parte del piano cosiddetto nobile. Vedete anche che le cornici delle finestre dei mezzanini sono molto decorate.
vedete comunque, e ora andremo a vedere poi invece il progetto definitivo, come la diciamo, asimmetria, diversità tra le decorazioni delle finestre del piano nobile e quelle del cosiddetto attico devono in qualche modo così osservare questa differenza. I timpani qui sono triangolari, in alto invece sono curvi. Tornando, scusate, al progetto quel progetto che vi ho appena mostrato fu rifiutato perché giudicato troppo complicato e quindi ci troviamo adesso di fronte una successiva elaborazione grafica. Questa, come vedete, è molto simile invece al progetto, poi alla realizzazione, e potete vedere che intanto l'aggetto della parte centrale si limita soltanto allo spessore di un pilastro, non più 2 o 3 pilastri come era il precedente. Anche il bugnato, vedete, si è molto ridimensionato come decorazione, e vedete le cornici delle finestre dei mezzanini che invece presentano una linearità che in qualche modo spezza diciamo, le due differenti decorazioni che invece appunto si trovavano nel precedente. Ecco, vedete che questa è la realizzazione attuale. Vi mostro anche brevemente le piante del palazzo. Come vedete, questo è il piano terreno, il piano nobile, e come vedete Fuga si dovette adeguare alla struttura del terreno e quindi si scelse una pianta trapezoidale, all'interno della quale fu ricavato però un cortile, diciamo, piuttosto regolare, cortile che fu chiuso nella parte finale da un motivo a serliana che appunto portava poi alla parte proprio finale, mentre invece la parte prospiciente alla facciata fu risolto con la scala che tutti conoscete. Vi faccio vedere piuttosto brevemente le piante. Quelli precedenti sono i mezzanini. La grande difficoltà fu la distribuzione degli spazi e la destinazione d'uso degli spazi, perché il palazzo, come sapete tutti, molto meglio di me, doveva accogliere i 2 uffici, i segretari della consulta e i segretari dei brevi, tutti i loro appartamenti. 2 piccoli corpi militari anche, che erano i cavalleggeri e le corazze, e quindi ci dovevano essere anche stalle, sale comuni, dormitori, cucine e abitazioni degli ufficiali. Quindi nello stesso blocco in qualche modo Fuga operò una distribuzione degli spazi in modo tale da non privilegiare nessuno delle 2 sedi in qualche modo che appunto si dovevano trovare all'interno del palazzo. Vi dico solo che la grande dimensione dei disegni, questi disegni si misurano in 70 cm circa di altezza per 90 di larghezza, quindi sono piuttosto ampi, e l'indicazione della scala che c'è su tutti, si dice scala di palmi 150 romani architettonici, lo possiamo vedere, sì, qui non si vede benissimo ma insomma è scritto. La tecnica di realizzazione, quindi la penna, l'inchiostro nero, l'inchiostro acquerellato grigio, ma soprattutto la riquadratura a penna nera, soprattutto molto ben visibile nei 2 progetti delle facciate. Ecco, vedete? Qui molto chiaro. Suggeriscono tutti questi elementi, insomma, suggeriscono uno stato di finitura estremo, quindi adatto ad un disegno di presentazione o quindi a un progetto definitivo. Io faccio un'ultima notazione ricordando che Ferdinando Fuga, come Luigi Vanvitelli del resto, di cui per esempio ricordo la pubblicazione
in incisione, quindi a stampa, dei disegni per la reggia di Caserta che furono appunto incisi da Carlo Nolli negli anni 50, Ferdinando Fuga affidò più volte a incisori i suoi disegni per la loro diffusione, perché chiaramente la possibilità di diffondere i propri elaborati significava anche poter avere delle commissioni importanti. Mi limito a ricordare, tra gli altri incisori che lavorarono in stretto contatto con l'architetto furono Giuseppe Vasi, che per esempio fece, di cui vi mostro un'immagine da un'architettura seppur effimera di Ferdinando Fuga, se la trovo. Questa è la Scala, scusate, ecco, mi sono dimenticata di mostrarvi la Scala, che comunque è un esempio importantissimo, vedete, a 2 ordini con 2 scalinate, e possiamo dire che in qualche modo la caratteristica è non certo il cosiddetto barocchetto romano, ma un tipo di stile accademico e diciamo piuttosto tendente quasi al classicismo, direi. Ecco, questa è una delle decorazioni, uno degli apparati effimeri che Giuseppe Vasi incise su disegno, su progetto di Ferdinando Fuga. Ed è un arco trionfale fatto erigere in San Giovanni in Laterano per il possesso del pontefice Clemente XIII. Di questa architettura, seppur effimera, mi limito a mostrare soltanto la parte del fastigio, che assomiglia molto, siamo negli anni 50, nel 58 per la precisione, però si vedono notevoli somiglianze con il progetto per esempio di Fuga della Fontana di Trevi, conservato alla Kunstbibliothek di Berlino, pubblicato dalla professoressa Kiven nel volume dedicato a Ferdinando Fuga, che pubblica l'intero corpus tutto insieme dell'Istituto Centrale per la Grafica, di cui noi abbiamo la pianta. Lei avvicina la pianta a questo disegno che appunto è conservato alla Kunstbibliothek di Berlino, e lo stile, diciamo, sostanzialmente del fastigio assomiglia, seppur a 30 anni di distanza. L'altra cosa che volevo dirvi è che un altro incisore che lavorò probabilmente a stretto contatto con Ferdinando Fuga, ce l'ha già mostrato il professor Garms, è Baldassarre Gabugiani, in questa unica immagine, che mi scuso ma appunto la fretta non mi ha permesso, che è appunto una veduta del palazzo della Consulta, e che appunto mostra in modo molto preciso il palazzo con una veduta frontale perfetta, molto simile ai disegni che abbiamo visto, e che il cui autore, questo Baldassarre Gabugiani, lavora per diffondere le opere di Ferdinando Fuga anche per esempio nella diffusione di un'altra opera, che era appunto il famoso ponte costruito in provincia di Palermo sul fiume Milicia da Ferdinando Fuga negli anni, nel 30, tra il 29 e il 30. Quindi alcuni incisori lavorano sui disegni di Ferdinando Fuga per diffonderli. Volevo solo dire questo e ringraziarvi. Grazie a Rita Bernini, responsabile dei servizi educativi dell'ICG. La parola a Elisabeth Kiven. Solo 2 cenni, non tanto biografici quanto sentimentali. Raccontava privatamente prima Elisabeth che arrivando a Roma da giovanissima aveva capito già da allora che sarebbe stata la sua città di elezione, cioè il paese, l'Italia e Roma sarebbero stati i suoi luoghi, diciamo, di elezione, e
lei ha detto con grande umiltà, sono stata molto fortunata perché poi in realtà così è andata. Difatti, a partire da una sua tesi di dottorato che in qualche modo l'ha segnata, che era dedicata a Alessandro Galilei, l'autore tra le altre cose della facciata di San Giovanni in Laterano, poi ha sempre avuto questo tipo di adesione alle tematiche settecentesche, seicentesche romane, che l'hanno portata poi ad avere ruoli importantissimi. Allora era borsista al Max Planck Institute e alla Biblioteca Erziana, è diventata poi direttrice della stessa biblioteca, dello stesso istituto, e in questa occasione è riuscita a creare, credo, una tra le cose più strabilianti, che è la banca dati dei disegni d'architettura per la ricostruzione dei processi creativi e artistici di uno stesso progetto. Un'operazione credo straordinaria, antesignana, che credo a cui tutti dobbiamo molto. È stata responsabile poi di mostre importanti, e la congiunzione astrale di avere Garms ed Elizabeth Kiven assieme è anche perché sono stati per alcune occasioni compagni di strada e di lavoro. Penso alla memorabile mostra dedicata a Van Vitelli nel 2000, ma poi alle altre mostre in cui Elizabeth ha avuto occasione di lavorare, da quella con Giovanna Curcio e Contardi dedicata ai lavori del 600 e del 700 in Urbe Architectus, e poi alla mostra specialistica e specifica sul Settecento romano. Elisabeth, a te la parola.